Mercoledì 24 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in questo caso messa in primo piano riguarda l'autonomia, nel nostro caso in Veneto, questo è il titolo: autonomia sì del Senato, primo via libera con 110 favorevoli e 64 contrari, prossimo passo l'esame di disegno di legge tocca alla Camera. Calderoli verso un traguardo storico, Zaia, presidente della Regione Veneto, Pietra Migliare, l'opposizione intona Mameli. Approvata al Senato l'autonomia differenziata con 110 voti a favore e quelli della maggioranza compatta di centrodestra, 64 contrari, 3 astensioni. Il testo passa ora all'esame della Camera per l'approvazione definitiva. La Lega punta al risultato prima delle elezioni europee di giugno. Il voto è arrivato al termine di una seduta incandescente nell'aula di Palazzo Madama con le opposizioni che hanno intonato l'inno di Mameli in segno di protesta. Il commento a firma di Francesco Iori: non può essere una partita solo politica, se 150 anni e passa vi sembrano pochi, è dall'annessione all'Italia dal 1866 che il Veneto rivendica l'autonomia. A pagina 2 la riflessione e il commento di Francesco Iori. L'intervista a Flick: si rischia di aumentare la frattura nel paese, il presidente emerito della Corte Costituzionale preoccupa la penalizzazione delle regioni meno virtuose. L'approfondimento a pagina 4. Cosa succede adesso? L'EP, scuola e infrastrutture, i nodi ancora da sciogliere. L'iter dell'autonomia differenziata è appena iniziato, dopo il voto in Senato l'analisi concreta di tutti i temi da affrontare. L'approfondimento di Salmaso a pagina 3. La foto di copertina è dedicata a Fleximan Autovelox, stavolta c'è la firma di Fleximan. 15° assalto in Veneto a Villa del Conte, era stato annunciato ci sarebbe la stessa mano. Il cartello con la firma di Fleximan ai piedi dell'Autovelox, segato come si può vedere da questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. E adesso i richiami dalla provincia di Belluno. Territorio e lavoro pubblico, nei municipi pochi giovani, i laureati cercano altrove. Ai giovani non piace lavorare nei comuni, a pesare la concorrenza delle fabbriche, gli stipendi bassi e il lavoro stagionale. L'approfondimento a pagina 15. Aziende bellunesi, la crisi di Suez e i prezzi all'insù fanno tremare le filiere lunghe. Appello di Confindustria, Belluno, Dolomiti, Appia, CNA per sostenere le imprese. Servono nuove politiche industriali per accorciare le filiere. Cortina 2026, Bob, via libera alla Pizzarotti, giochi giovanili obiettivo di Zaia. Simico dal via libera alla Pizzarotto per la pista da Bob di Cortina, obiettivo finirla per marzo 2025 nella componente essenziale, e intanto Zaia rilancia per i giochi olimpici giovanili 2028. Questa quindi è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda la viabilità in provincia di Belluno, variante via libera con Mugugni. Il Consiglio provinciale approva il progetto di Longarone, ma con molti perplessi. Non basta, servono alcuni interventi. Le rassicurazioni di Padrin, presidente della provincia nonché sindaco del comune di Longarone: ridurremo i disagi provocati dal traffico in questi anni, soprattutto nei giorni di festa. Il Consiglio provinciale, riunito ieri a Palazzo Piloni, ha approvato all'unanimità la variante di Longarone, ma con molti distinguo, qualche polemica e la consapevolezza che potrà mitigare i problemi del traffico ma non risolverli. Da chi ha sbottato o mangi sta minestra, parole del sindaco Mario De Bon, a chi la vede come un futuro collo di bottiglia come il sindaco Danilo De Toni, ma il presidente Roberto Padrin ha assicurato l'opera garantirà quell'intervento per migliorare i disagi che in tutti questi anni il traffico ha provocato, soprattutto nei fine settimana e nelle giornate di festa. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 3. Le proteste, levata di scudi in Cadore e in Agordino, levata di scudi contro la variante da Cadore e Agordino. Mattia Gosetti, sindaco del comune di Cibiana: voto favorevole perché non voglio mettere ostacoli, ma esprimo il mio totale disappunto per questa scelta. Sulla stessa posizione Fabio Lucchetta, sindaco del comune di Vallada: tristissimo. L'approfondimento a pagina 3.
Fatti di cronaca, violenza sessuale su una carabiniera, 25enne in carcere condannato per i palpeggiamenti avvenuti ad Agordo. Ieri altri 10 mesi. L'approfondimento di Bonetti a pagina 4. Vigo di Cadore, 2 milioni per la palestra di Pelos, l'approfondimento di Bolzonello a pagina 13 e la foto di copertina ci porta alla Mon. I pazienti rientrano dopo la ristrutturazione. Lamone è pronto, domani si torna nel nuovo ospedale. L'ospedale di Lamone è pronto a tornare pienamente operativo. Dal pomeriggio di domani, infatti, le degenze attualmente a Feltre saranno trasferite nei nuovi spazi nell'altopiano e da venerdì partirà anche l'attività riabilitativa. L'approfondimento di Scartona, pagina 5. Notizia dal capoluogo, tutta la città a 30 all'ora, il sindaco di Belluno dice sì. L'approfondimento di Santina, pagina 2. Agordo, Prodi visita i reparti della Luxottica dove nascono gli occhiali innovativi. L'approfondimento a pagina 12. E ancora, gli industriali Valsugana servono intervento rapido, l'approfondimento di Scartona a pagina 6, Lamoni e magazzini comunali per i vigili del fuoco, l'approfondimento di Tibolla a pagina 6. Dallo sport, scudetto hockey, l'Afrocortina cala al poker, il match di domani è decisivo. Il libro Leo Turrini, romanzo interstoria dell'amore nero-azzurro e ancora l'accordo volontariato ospedaliero, fusione tra Belluno e Feltre. Addentriamoci a pagina 2, la notizia messa in primo piano ci porta nel capoluogo di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Chiediamo una città a 30 all'ora. Federazione Ambiente e Bicicletta ritiene che il limite vada esteso a tutte le strade del centro per un capoluogo più vivibile. Nel mirino anche Viale Montegrappa, dove secondo l'associazione va restituito il quartiere ai residenti. Il presidente Trevisan, anche nelle zone dove c'è già la soglia, la gente corre troppo, vanno create delle auiole. E il sindaco, non siamo contrari, ora studiamo i flussi di traffico, poi faremo un ragionamento. Oscar De Pellegrin così commenta questa proposta di portare il limite a 30 all'ora in tutta la città. I problemi però sono i controlli, abbiamo solo 23 agenti, non possono fare solo quello. Sempre dal capoluogo, Teatro della Memoria per 500 ragazzi, paga il comune, l'iniziativa che vede uniti Palazzo Rosso e Circolo Cultura e Stampa al Buzzati, dove andrà in scena Le bambine di Terenzin. L'appuntamento, vediamo, è per... non è indicato, però sicuramente tutte le informazioni le potete trovare nel sito del Circolo Cultura e Stampa. Viabilità, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Sì, polemico alla variante, non basta, serve altro. Il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità la fattibilità dell'infrastruttura olimpica Longarone, ma non sono mancate le perplessità per un'opera che potrebbe non risolvere il problema del traffico. Il fronte cadorino, con il sindaco Gosetti, voto favorevole perché non voglio mettere ostacoli, ma non è la soluzione. Malcontento a Gordino portato da Lucchetta, con mondiali e olimpiadi si sperava nello sviluppo. 11 chilometri da Pian di Vedoia garantiranno meno disagi e coda. Il presidente Padrin: abbiamo scelto il progetto più veloce che non preclude sviluppi futuri per la 27. Questa l'opera, variante che sarà lunga poco più di 11 chilometri per una spesa quantificata in 400 milioni di euro, partirà dall'uscita attuale della 27 e seguirà un tracciato in parallelo alla Lemagna sotto l'abitato di Fortogna, scenderà sul Greto del Piave, supererà il torrente d'Esedan, arriverà con un primo svincolo nell'area industriale, passerà il Maè e poi ci sarà il secondo svincolo per il paese di Longarone ed infine tra il Piave e la zona fiera entrerà in galleria sotto l'abitato di Castellavazzo. Siamo a pagina 4, fatto di cronaca, in carcere per molestia alla carabiniera, altri 10 mesi di condanna per il 25enne di origine marocchina che nel marzo 2023 palpeggiò la donna in divisa a un controllo. L'uomo è a Baldenic da allora, quando venne arrestato con accuse di violenza sessuale e resistenza e pubblico ufficiale. Nuove condanne ieri in tribunale per Amine Bendouad, il 25enne di origine marocchina che abita ad Agordo, attualmente detenuto a Baldenic. Altri 10 mesi di reclusione, il giovane sta scontando 2 anni per l'accusa di violenza sessuale dopo aver palpeggiato una carabiniera, una donna in divisa in battuglia con un collega che lo aveva fermato per un controllo. Il fatto accadde ad Agordo nel marzo del 2023, quando avrebbe toccato la donna in divisa e finì in manette. Da allora è in cella, già giudicato con rito abbreviato che si è concluso nel luglio scorso con una condanna di 2 anni. Volontari ospedalieri, fusione Belluno-Feltre, l'associazione diventa unica, il presidente Unione fa la forza, la decisione dopo il calo dei tesserati del sodalizio feltrino.
L'intervento vuole buttarsi dal ponte salvato dalla polizia. Attimi di paura ieri poco prima delle 19 sul ponte degli Alpini, dove un uomo minacciava di salire sulle protezioni per lanciarsi sul Greto del Lardo. Qualcuno ha chiamato la questura, che in pochi minuti ha mandato sul posto 2 pattuglie. Gli agenti hanno convinto l'uomo a desistere dal suo intento, lo hanno caricato in macchina e lo hanno accompagnato in questura. L'intervento ha creato qualche disagio al traffico a quell'ora molto intenso. Passiamo a Feltre, precisamente a Lamon, riabilitazione, si torna a Lamon. Domani i pazienti che sono ancora a Santa Maria del Prato, dopo 15 mesi saranno trasferiti di nuovo sull'altopiano, venerdì anche l'attività di fisioterapia sarà operativa e inizieranno i primi ricoveri. I letti aumentano da 40 a 70 posti. Da Feltre, giornata della memoria con Aldo Carpi, pittore nel lager. Gli incontri sono fissati per il 27 gennaio nella ricorrenza internazionale che ogni anno vuole commemorare le vittime dell'Olocausto. Ancora da Lamone, vigili del fuoco, caserma ai magazzini, i mezzi del distaccamento nei primi tempi saranno ospitati nella struttura dei servizi tecnici comunali a Pian del Vescovo, il sindaco Loris Macagnan. La scelta temporanea ci permette di velocizzare l'iter, poi penseremo a Ferde. Il centro di soccorso, secondo i progetti dell'USL Dolomiti, dovrebbe ospitare anche le squadre della Croce Rossa. Sempre mondo del volontariato, ma in questo caso a Seren del Grappa, associazioni di volontariato aiutate dall'amministrazione. Questi gruppi rappresentano una preziosa risorsa per noi, sia per i giovani sia per gli anziani. Feltrino, Valsugana chiusa, danni enormi per famiglie e imprese, l'appello agli enti da Confindustria per la riapertura e il sindaco di Arsè chiede un incontro con il prefetto. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese. Siamo a pagina 12 del Gazzettino di Belluno. Prodi in Luxottica e qui l'innovazione. Il presidente di Excelur Milleri accompagna l'ex presidente del Consiglio durante la visita allo stabilimento di Agordo. Il dirigente ha illustrato i processi aziendali e ha mostrato prodotti d'avanguardia come i Nuance Audio e i Ray-Ban Meta. E sempre per quanto riguarda il mondo dell'occhialeria, la Gordina Pramor con gli occhiali in titanio Blackfin sbarca negli Stati Uniti. Una notizia da Falcade, Valper replica Rizzi, calendari più ricchi, Longarone e sempre meno nati, giù ancora i residenti. Notizia dal Cadore Vigo, Pelos, palestra dell'ex scuola tornerà nuova con 2 milioni. Il comune affida allo studio del rischio sismico, poi si procederà con l'intervento. La spesa è coperta dai fondi di confine e l'obiettivo è farne un polo di riferimento. Cortina, Frainan Metz, tutto pronto per il ricordo. Lunedì la giornata dedicata al missionario ladino che morì in Cina. E ancora Pieve di Cadore alla scoperta dei segreti dell'Africa con il reportage di Roberto Soramae. Serata divulgativa venerdì organizzata dal Lions Club Dolomiti. L'appuntamento è per venerdì alle 18. Cortina, gare di Coppa del Mondo di sci, non solo Rumerlo accessibile a tutti, grande attenzione per la disabilità dei disabili. E dopo la lettura del Gazzettino di Belluno passiamo alla lettura del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano, l'avete sentito, riguarda anche la nostra regione e quindi di conseguenza anche la provincia di Belluno. Autonomia sì del Senato, ma è bagarre in aula, un paese più moderno. La protesta delle opposizioni con l'inno e il tricolore e la Lega espone il leone. Zaia, presidente della regione, una pietra miliare, martella e Schlein del PD, ogni mezzo per fermarla. Tra proclami baldanzosi e fosche profezie, l'autonomia differenziata supera di slancio il primo traguardo parlamentare alla prova del fuoco in Senato. La maggioranza di centrodestra accantona i mal di pancia e non concede chance alle opposizioni. Lesta a intonare l'inno di Mameli, velando un referendum abrogativo a fronte del voto 110 favorevoli, 64 contrari, 3 astensioni, che sancisce l'approvazione della riforma Calderoli, ora attesa alla Camera per l'ulteriore esame e l'eventuale conversione definitiva in legge. Non può essere una partita solo politica, questa è la riflessione di Francesco Iori. 750 anni e passa, vi sembrano pochi? È dall'annessione all'Italia, dunque dal 1866, che il Veneto rivendica l'autonomia senza averne portato a casa neppure un grammo. E oltre 6 anni sono passati dal referendum Zaia dell'ottobre 2017 al voto di ieri in Senato, primo step di un ancora lungo e accidentato cammino. Una battaglia con toni anche estremi, come nel 1919, quando l'ex premier Luigi Luzzatto, veneziano, segnalava il rischio di un'Irlanda veneta prefigurando uno scenario di secessione. L'approfondimento, la riflessione e il commento di Iori vi aspetta a pagina 2. Le sfide delle riforme, materie e tempi, ora il DDL si avvia alla lettura a Montecitorio, ecco cosa prevede il testo approvato. Troverete tutte le materie che dovrebbero essere prese in gestione in questo caso dalla Regione Veneto.
E adesso leggiamo le notizie dedicate prettamente alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 15. La pubblica amministrazione, fabbriche e turismo svuotano i municipi, pochi giovani e tante scrivanie vuote. Secondo una ricerca della Ragioneria Generale dello Stato, solo 25 comuni hanno personale sotto i 35 anni. Ianese, De Pellegrini e Offer, sindaci delle terre alte del Bellunese, qui paghe troppo basse, i laureati preferiscono andare altrove. Tendenza inversa a Levinallongo, abbiamo assunto 3 giovani, per il sindaco Grones gli affitti a prezzo calmierato fanno la differenza, a disposizione dei dipendenti una dozzina di appartamenti, ci sono operai che sanno fare tutto, dovrebbero lasciarci libertà di manovra magari per pagarli qualcosa in più, quindi 2 notizie completamente differenti con i risultati anche in questo caso assai diversi. Politica, i civici si uniscono per la provincia, una terza lista ora è necessaria, i sindaci impegnati nel progetto spiegano i loro obiettivi, vogliamo il ritorno all'elettività senza piantare bandiere, notizia che riguarda le elezioni in provincia in programma per il 16 di marzo 2024. La polarizzazione dei partiti è deleteria in un territorio con i nostri problemi, bisogna essere uniti per riuscire a trovare le soluzioni migliori e diventare più forti. Pagina 17, economia, crisi di Suez, danni per le filiere lunghe, l'occhialeria la più penalizzata. Barbini, aumentano anche i tempi di consegna, anni difficili, i costi dei trasporti esplosi fra pandemia e guerre. Viveva Cavarzano, domani l'ultimo saluto, addio Meneghel, antiquario e caimano del Piave. E ancora la sentenza Bristot, figlio di Galan, era una critica legittima. L'approfondimento vi aspetta a pagina 17. Pagina 18, 27 gennaio, il giorno della memoria, spettacoli e racconti per non dimenticare le persecuzioni del popolo ebraico. Feltre ricorda Aldo Carpi, il Museo dei Sogni Angelo Gatto, il podcast di Cazzaniga a Cortina, un film con CGIL. Elezioni in primavera, Doglioni è in scadenza, l'Ascom al lavoro per il terzo mandato. Il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, sta per concludere il suo secondo mandato entro la fine della primavera, infatti dovranno essere rinnovate tutte le cariche sociali, compresi i delegati e i presidenti di sindacato dell'Ascom. Quella che si prepara è una delle votazioni più importanti per la storia dell'associazione, visto che i nuovi eletti dovranno traghettare l'ente verso le Olimpiadi e oltre. Istruzione, notizia di spalle, personale della scuola, stipendi più pesanti con il nuovo anno. E continuiamo con le notizie che riguardano il territorio bellunese, siamo a Feltre, velocità in un anno 809 multe, Velox confermato fino al 2026. La polizia locale ha individuato 53 mezzi in circolazione senza assicurazione e più controlli sulla strada provinciale 12 tra Villabruna e Foen, dopo le segnalazioni dei frazionisti. Il comandante Albana, dati nella norma, eseguiamo sempre più tipi di controlli. Feltre, maturità in 4 anni all'agrario, la sperimentazione è partita, autorizzato dal Ministero il progetto a Vellai e aperta la raccolta delle iscrizioni. Oggi incontro online con le famiglie, più pomeriggi di lezione e approfondimenti. Altre notizie brevi da Feltre, ben 3, codice rosso e violazione dei divieti, mi ha invitato a cena e sono rimasto, convalidato l'arresto di Feltre. Feltre ancora, l'universo in film e libri all'osservatorio di Arson e ancora l'azienda feltrina cerca farmacisti. Da Pedavena, fatto di cronaca, minaccia i vicini di casa con un piccolo coltello dopo la lite per il rumore. Siamo a Santa Giustina, la Plavis ricaverà un campetto dalla vecchia area per il tennis, San Gregorio parcheggio dei camper, nuove tariffe periodiche. Siamo a pagina 24, Sospirolo, protezione civile nel piano aggiornato, meno aree di attesa. Il Consiglio ha previsto l'accorpamento di alcune zone, aumentano però gli spazi in cui dare accoglienza agli sfollati. Sempre dalla Valbelluna, Borgo Valbelluna, Lentia e fiamme nello studio di un geometra, giallo sulle cause. Limana, Lepta Costa torna ad assumere circa 40 operai. E da Sospirolo ancora, divieto di sosta sulla via che costeggia le scuole. Passiamo a Longarone con pagina 25, elezioni, la minoranza rilancia, a giugno possiamo vincere. Il capogruppo Olivier, la nostra non è stata un'esperienza usa e getta, siamo alternativi al gruppo Padrin e non ci interessa una collaborazione. In linea di massima qualche nome c'è già, per chiudere la lista c'è ancora tempo. Andiamo avanti con Stonehenge Soccer, l'Università di Padova avvierà nuovi studi, i dolmen pre-romani databili a 3200 anni fa torneranno sotto la lente a partire da giugno. Al Pago, sabato alle 20:30 a Farra, 2 ruote e solidarietà, il comitato invita la Conca alla festa del ventennale.
Siamo a Taibone, stessi soldi e presto incentivi, sindacati soddisfatti dell'intesa, notizia che interessa in questo caso la casa di riposo di Taibone a Gordino. Siamo a Cortina, pista da bob da Simicolo che alla Pizzarotti e Zaia prenota alle Olimpiadi Giovanili 2028. La commissione dà disco verde, tempi allineati con le richieste delle federazioni, consegna dei lavori a marzo 2025. Sulla pista da bob, Skeleton e Slittino Simico accelera per blindare l'esito della gara vinta dall'impresa Pizzarotti, mentre il presidente della regione Luca Zaia sembra voler prenotare i giochi giovanili olimpici 2028 per quanto riguarda le specifiche discipline, anzi non solo, anche i campionati mondiali. La commissione aggiudicatrice della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 per la realizzazione dell'impianto di Cortina, destinato a ospitare le gare di bob, slittino e skeleton dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, ha concluso i propri lavori con l'individuazione dell'operatore economico. Non fa il nome nella comunicazione, ma si sa ormai per certo che è l'impresa Pizzarotti. Simico conferma che il bando si è chiuso giovedì 18 gennaio e il commissario di governo Luigi Valerio Sant'Andrea ha formalmente informato le amministrazioni e gli enti di competenza che si sono conclusi i lavori della commissione aggiudicatrice. Mobilità intermodale e impianti andranno in gestione alla SEAM, decisione in questo caso che riguarda il comune di Cortina sul post Olimpiadi. Auronzo d'inverno paga il suo debito al comune terreni e saldo in 7 anni. La giunta vara una manovra per alleggerire la somma, subito 50.000 euro, l'importo rimanente versato a rate. Calalzo, il barista è razzista e mi ha minacciato, il cliente vuole i danni, fatto di cronaca giudiziaria. Ancora da Cortina, occhio alle truffe, mai dare in anticipo i soldi degli affitti. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, il bilancio, l'eredità di Cicuto, una biennale aperta alla città e luogo per i giovani. Il presidente tra un mese cede il timone a Buttafuoco, tra i progetti realizzati il Centro per le Arti Contemporanee. Dalla rubrica Giorno e Notte, una montagna di libri, all'improvviso Cunningham, un fuori programma da Pulitzer. Lo scrittore americano sarà ospite di Francesco Chiamulera l'11 febbraio, presenterà Dei, il lavoro che mette a nudo i rapporti non solo di coppia. Altri appuntamenti nel Bellunese, domani alla sede del Parlamento del Partito Democratico, terrorismo e diplomazia nell'incontro con Lomellini, Carnevaglia a Gordini, corteo in maschera e balli domenica a Selva e ancora a Cesio Maggiore, via una serie di incontri sulla risorsa dell'acqua. Sport bellunese, hockey, gara 1 della finale scudetto, spettacolo Cortina, il tricolore ha un passo, grinta e qualità nel poker a Renon. Assegno Riccardo Lacedelli, Sida, Adami e De Zanna, domani alle 20.30 c'è la seconda sfida all'Olimpico, 0-4 il risultato finale tra Renon e Cortina. Sci alpino giovanile, Alpe Cimbra, un poker speciale ad Alleghe, la seconda giornata premia Dinca, Gallina, Giossa e Gasperin. Le finali nazionali sono la prossima settimana a Folgaria. Sci alpino, la neve è arrivata, Transcavallo confermata dal 16 febbraio, notizia in questo caso che ci porta a Tambre. Patinaggio velocità, Pieve, 4 medaglie nella Triveneto Cup a TAI, vediamo i 3 atleti dell'OSG Pieve. Atletica, Casone e Dalfarra entrano nella top 10 a Monteforte. Calcio di Serie D, 4 giornate a Caprioni, la Dolomiti pensa a ricorso, mano pesantissima dopo le proteste a seguito del clamoroso rigore negato, il DG Piazzi, perdere un giocatore del calibro di Lorenzo peserà molto, gli arbitri non possiamo migliorarli, quindi modifichiamo il rendimento in casa. Calcio a 5, ottavi Coppa Italia 2, la Canottieri ne prende 7, ai quarti va il Prata più aggressivo e concreto. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, di notte nebbie da sparse a locali andando da sud a nord in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera. Sui monti cielo sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.